Un'ecatombe, un crollo delle presenze senza precedenti per una città che respira grazie al turismo. Gli alberghi dal 12 novembre sono vuoti e continueranno ad esserlo. Che preoccupati per la situazione drammatica del turismo a Venezia, perché purtroppo i nostri alberghi sono vuoti, disdette a raffica a novembre e blocco delle prenotazioni sia per Capodanno e Carnevale, che erano due periodi di alta stagione per noi. Uno scherzo di carnevale di cattivo gusto, non resta che rimboccarsi le maniche, dice Scarpa, per continuare a far sapere al mondo intero che Venezia è perfettamente agibile e visitabile. Gli albergatori veneziani chiederanno ai loro ospiti solidarietà alla città, con l'aggiunta sul conto del soggiorno di €1 per Venezia. Questo euro verrà versato euro totalmente volontario, verrà versato nel conto del Comune di Venezia, appositamente dedicato a chi ha sofferto danni da questa altissima marea. Viene da chiedersi se presto o tardi gli alberghi presenteranno il conto per il crollo delle presenze da Mose non finito. Chiederemo soltanto che il Mose venga finito in tempi rapidi e che funzioni, perché se non dovesse funzionare allora a questo punto veramente il conto lo presenteremo in quel momento, ecco.